Una serata tra amici culminata in un'aggressione violenta con un giovane di 26 anni accoltellato al torace da una 17enne che è stata arrestata per tentato omicidio. È accaduto in questo appartamento di via Fallopio a Padova, proprio davanti all'ospedale civile, dove il giovane padovano è stato trasportato e operato d'urgenza per ridurre la profonda ferita al petto. Un lungo intervento iniziato all'alba. Poche ore prima, intorno alle 4 di notte, i sanitari del 118 erano intervenuti nella casa dove c'erano i 4 giovani, 2 ragazzi e 2 ragazze. La più giovane, 17 anni appena, dopo alcune ore in caserma, avrebbe ammesso davanti ai carabinieri di essere stata lei a ferire il 26enne con il quale pare avesse una relazione sentimentale. I militari intervenuti sul posto hanno analizzato la scena dell'accoltellamento. Sono rimasti a lungo dentro l'appartamento dove sono stati raccolti molti reperti. L'arma usata per ferire il 26enne dovrebbe essere un coltello da cucina. Nel frattempo l'altro ragazzo e le 2 ragazze sono stati ascoltati al comando provinciale dei carabinieri per ricostruire la serata sfociata nella violenza. Alla base del litigio pare ci siano motivi sentimentali. Un appartamento un po' turbolento, lo definiscono alcuni vicini, svegliati nel cuore della notte dalle urla e dall'intervento dei carabinieri. Il ragazzo credo sia ormai lavoratore, però sì. Tu lo conoscevi? Poco. No, l'ho travisto qualche volta sulle scale, ma non ci ho mai avuto a che fare in realtà. Abbiamo già avuto problemi in passato, ci hanno fatto danni con le biciclette, hanno sfondato la porta, ci hanno lanciato anche un sacco di cose che insomma avevamo già denunciato ai tempi. Il 26enne è ricoverato in rianimazione nella terapia intensiva dell'ospedale di Padova. Dopo l'intervento chirurgico le sue condizioni sono gravi ma stazionarie e i medici sono ottimisti. Il fendente l'ha colpito nella parte anteriore del torace. La 17enne, già nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata per tentato omicidio.